una cavalcata lunga e intensa, penso per tutti, però in realtà il numero delle vostre presenze ci confermano anche l'interesse che anche quest'anno un tema un po' spinoso e che a volte spaventa è stato presentato in maniera professionale ma sicuramente accattivante, e dai vostri ascolti e dalla vostra continua partecipazione ci dà la spinta, come ha detto Francesco, di continuare a proporvi qualcosa che ancora non vi anticipiamo anche per il prosieguo. Bene, detto ciò, come al solito io taglio qua il tempo a me dedicato, presento subito il professore Piero Martin, professore straordinario, che esattamente non so cosa significa, dell'Università di Padova presso il Dipartimento di Fisica, professore di fisica sperimentale, nonché responsabile scientifico dell'esperimento europeo RFX, che non vi spiego cos'è perché ve lo dirà direttamente lui. Ci parlerà della fusione, che è un argomento che 20 anni fa ha fatto interessare tutti quanti, perché si pensava che fosse una cosa che sarà portata di fatto in tempi rapidissimi a consentirci una creazione di energia pulita. Dopo 20 anni abbiamo deciso che tra 10 anni forse ne parleremo seriamente e in una maniera completamente forse diversa da quanto si pensava tanti anni fa. Il professore, laureato in fisica, all'epoca ha studiato fisica, anche lui iniziato un po' per caso, e questo deve dare sempre speranza ai nostri ragazzi che si chiedono cosa farò, succederà quel che deve succedere, l'essenziale è usare la testa, e che ha cominciato a interessarsi di fusione praticamente sempre studiando. Ha continuato la sua tesi e ha approfondito il campo della fusione, e questa è l'ennesima dimostrazione di come anche nello studio, che a volte viene fatto un po' così, un po' a caso, senza crederci fino in fondo, invece dà anche in questo caso degli ottimi risultati. Passo la parola al nostro ospite e buon ascolto. Ora al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova, mi occupo di fusione termonucleare. Come diceva proprio lei, anche questo fa piacere dirlo, insomma io sono arrivato alla fisica effettivamente un po' per caso, e anche credo che vorrei anche spendere due parole per dire che la fisica è una materia accessibile. La mia storia, diciamo, era quella di un liceo classico, ecco, da cui poi a un certo punto, fatto tra l'altro insieme, questa è una curiosità, insomma, perché poi sono praticamente contento di essere qui a Mogliano, perché appunto due periodi molto belli della mia vita trovano adesso qui a Mogliano due persone, insomma. Uno, un mio compagno di liceo classico proprio, con il quale sostanzialmente abbiamo studiato assieme. Lui ha preso tutt'altra strada, più consona a quella del liceo classico, fa il filosofo e abita qui a Mogliano, e insegna filosofia. E un'altra compagna dell'università invece, che pure abita a Mogliano, si è sposata qui, lei invece lavora, si occupa di fisica sanitaria, e quindi insomma è una bella cosa essere qui. Bene, allora, detto questo, io comincio con un ascensore, perché nella tradizione della comunicazione anglosassone esiste quello che viene detto l'elevator speech, cioè il discorso dell'ascensore, ovvero quello che voi fareste se incontraste il vostro capo, il vostro potenziale cliente, una persona interessata a quello che fate in ascensore, e nel tempo di una corsa in ascensore gli dovete spiegare perché quello che fate è interessante, perché dovrebbe comprarlo, perché dovrebbe ascoltarvi o perché dovrebbe venire a sentire una conferenza. Allora io diciamo lo faccio e lo riassumo, il mio discorso dell'ascensore, nel dire che in quattro affermazioni sulle quali cercherò appunto di argomentare, di darvi qualche dettaglio in più durante questa serata. Allora, i miei punti di partenza sono che il nostro mondo ha bisogno di energia pulita, sicura e sempre disponibile, e proveniente da un paniere di sorgenti, cioè da molte sorgenti diverse. La fusione termonucleare è il processo che alimenta il Sole, quindi in natura funziona, non è un'invenzione umana, ma è una cosa che funziona, che abbiamo la prova che funziona. È una sorgente di energia nucleare pulita, sicura e rinnovabile,
e mi piace mettere questi tre aggettivi in fianco alla parola nucleare, perché anche un po' come poi parleremo, spesso ci sono molti pregiudizi su questo aggettivo, e la ricerca sta facendo grandi passi per accendere questo sole sulla Terra. Quindi diciamo questo è un po' il racconto, in estrema sintesi il racconto che vorrei farvi stasera. Se questa sera tornate a casa portandovi questi 4 punti, spero di aver fatto un buon lavoro. L'energia nucleare rinnovabile, ecco, questa può sembrare una parola un po' una contraddizione, effettivamente come dicevo il Sole ci pensa da solo. La fusione è appunto il processo che alimenta il Sole che brucia 600 milioni di tonnellate di idrogeno al secondo, quindi abbiamo un esempio chiaro, non a quest'ora ovviamente, ma alzando gli occhi al cielo, di un reattore a fusione che funziona. Bene, allora, detto questo, fatta questa breve introduzione, andiamo a vedere qual è la strada che percorriamo insieme stasera. Io vi ho detto vorrei raccontarvi delle cose, cioè la mia è una storia e come tutte le storie è una storia che segue una serie di passi, l'ho schematizzato con questa sorta di diagramma tipo la metropolitana o dei vaporetti se preferite, e ho 5 capitoli nella mia discussione. Vi parlerò di energia inizialmente. Questo forse è un pelo inaspettato rispetto al titolo, ma ho pensato che, guardando anche un po' insomma, il ciclo di conferenze che avete ascoltato, che forse valesse proprio la pena essere un po' didattici anche su questo tema dell'energia, perché se ne parla moltissimo, ma può essere utile fare un piccolo, diciamo, spendere un po' di tempo insieme anche per capire cos'è effettivamente l'energia. Poi nel secondo capitolo, nella seconda tappa della nostra chiacchierata, cercherò di spiegarvi le motivazioni per cui si usa, c'è bisogno di energia, oggi e soprattutto domani. Parleremo poi di energia nucleare, specificheremo il discorso alla fusione, questo sarà ovviamente il cuore del nostro messaggio di questa sera, del nostro percorso, e poi insieme concluderemo andando a vedere cosa si fa in Italia, anche qui relativamente vicino, insomma a 40 minuti da qui a Padova, ovvero quello che io ritengo sia una storia di eccellenza, una delle belle storie da raccontare dell'Italia. Allora, cominciamo con la nostra protagonista. La nostra protagonista è l'energia. Cos'è l'energia? Allora qui chiediamo aiuto a un premio Nobel, Richard Feynman, vinse il premio Nobel per la fisica nel 62 e commenta che è importante comprendere che nella fisica non abbiamo nessuna idea di che cosa sia l'energia. Non è un buon punto di partenza oggettivamente, ma ovviamente Feynman ha vinto il premio Nobel, insomma era una persona estremamente anche ironica e spiritosa, in realtà lui lo sapeva molto bene cos'era l'energia. Noi abbiamo studiato anche sui suoi libri, insomma, quindi diciamo che spero in maniera molto più modesta rispetto alle sue capacità di darvi qualche idea in più. Allora, la prima cosa forse importante da dire è che l'energia compare in varie forme. Compare come energia di movimento, un'automobile lanciata, vedete qui la famosa gara fra Schumacher e l'aeroplano, no? Un'automobile o un aereo lanciati che si muovono hanno una certa energia. Compare come energia elastica, immagazzinata nella corda di quest'arco c'è un'energia elastica che viene poi tramutata in energia di movimento della freccia quando essa viene scoccata, ma l'energia sappiamo compare anche sotto forma di calore, ad esempio. Forse in maniera un po' meno ovvia compare anche sotto forma di legami chimici. I legami chimici immagazzinano energia e possono rilasciarla in maniera anche dirompente, come è il caso per esempio della dinamite. Ma l'energia, forse quella con cui abbiamo più a che fare quotidianamente, è l'energia elettrica. L'energia compare anche sotto forma di elettricità, che ha il grosso vantaggio di essere facilmente utilizzabile e soprattutto facilmente trasportabile. L'energia compare come luce, la luce è energia. E non a caso, insomma, la lampada che qui mi sta illuminando chiaramente produce dell'energia che mi arriva sotto forma di
radiazione luminosa. E parlando di radiazione, la radiazione elettromagnetica, per esempio, anche porta dell'energia. Con la radiazione elettromagnetica ci potete cuocere nei forni a microonde i cibi, potete riscaldare dell'acqua, potete quindi trasformare energia elettrica in energia elettromagnetica, in energia e in calore. L'energia compare anche sotto forma di legami nucleari, chiaramente. Di questo ovviamente parleremo con più dettaglio dopo, ma un nucleo che si rompe, che si scinde, dà origine a energia, e questo è alla base del principio della fissione su cui funzionano i reattori attualmente in funzione. Allora, diciamo, come possiamo riassumere tutto questo? Possiamo riassumere dicendo che l'energia appunto compare in varie forme: meccanica di movimento, termica, chimica, nucleare, luminosa, e ne ho senz'altro dimenticata qualcuna. Tutte queste forme di energia hanno una cosa in comune: le usiamo per ottenere qualcosa che vogliamo. Usiamo l'energia, pensateci, per mettere in moto oggetti, la nostra autovettura, per spostarci, per riscaldare, per raffreddare, per produrre suoni, per produrre oggetti. In sostanza, l'energia per un fisico è la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro. Quando io proprio in queste settimane insegno un corso di fisica di base agli allievi di ingegneria, parlo proprio di questa definizione, cioè della capacità di un sistema di compiere lavoro. Allora, in questo piccolo excursus iniziale sull'energia, non vorrei spaventarvi parlandovi di due principi fondamentali, che sono i principi della termodinamica. Io recentemente sono andato a fare una lezione di fisica, a parlare dei due principi della termodinamica, insieme a una collega che di professione fa la giornalista scientifica, a degli studenti di giurisprudenza. È stata una scelta un po' voluta, una collaborazione che abbiamo avviato, e la sfida era proprio quella di interessare degli studenti di giurisprudenza sull'energia, in particolare sui principi della termodinamica, perché insomma, normalmente se uno sente parlare di principi della termodinamica si chiede subito: cosa sono venuto qua a fare alle 9 di sera per sentirmi spiegare i principi della termodinamica. In realtà i principi della termodinamica, che stanno alla base della fisica, diciamo, classica e anche moderna, hanno una ricaduta immediata, sono immediatamente comprensibili. Il primo principio ci dice che l'energia si conserva, al massimo si trasforma, ma non si crea né si distrugge. Sembra un'ovvietà, ma è una verità fondamentale della fisica e ha delle implicazioni notevoli, come andremo a vedere tra breve. Pensiamo a un ciclo, ad esempio, di trasformazione dell'energia. Il petrolio, in cui si è immagazzinata energia sotto forma di legami chimici prodotta tantissimi anni fa, viene utilizzato per riscaldare del vapore, che mette in moto una turbina, che produce energia elettrica, che viene trasformata, con la quale ad esempio facciamo andare un forno e cuciniamo del cibo che noi mangiamo e alla fine consumiamo, per esempio facendo esercizio fisico, e la dissipiamo in cosa? In calore, come tutti noi sappiamo nel momento in cui andiamo a fare una lunga corsa. E questo tra l'altro poi, ecco, ricordate un attimo questo passaggio fra il petrolio e il calore, perché mi sarà utile fra un istante. Dicevo che tutte quelle forme di energia che vi stavo dicendo si possono trasformare, si trasformano da una forma all'altra. Per esempio l'energia in movimento può finire in energia termica. Quando frenate fate sostanzialmente questo, vedete qui i dischi dei freni di queste due auto da corsa che sono incandescenti. In curva, quando queste automobili frenano, l'energia di movimento si trasforma in energia termica. Sappiamo tutti che l'energia elettrica si può trasformare anche l'energia elettrica si può trasformare in energia termica. E sappiamo anche che dall'energia termica si può ricavare energia di movimento, okay? Riscaldando il vapore in una caldaia possiamo far andare avanti una locomotiva. Sempre di energia si tratta.
E mi consentite semplicemente questo piccolo riferimento storico. L'energia, abbiamo detto, si presenta in varie forme, ma la grandezza fisica energia è una sola. Questo è estremamente importante anche per quello che diremo. Un fisico inglese faceva il birraio, se non ricordo male di professione, 1800, dimostra, si chiama Joule, dimostra l'equivalenza tra il calore e il lavoro meccanico, cioè pone le fondamenta proprio per dimostrare che l'energia appunto si conserva, è una sola unica grandezza. Allora, vi avevo promesso che non avrei fatto una lezione di fisica, tutt'altro, ma avrei cercato subito di trovare dei punti di contatto con la realtà e con l'attualità. Questi sono i consumi energetici in funzione dell'anno, vedete, dal 1800 fino al 2000 circa, divise per tipo di sorgente di energia. Adesso, al di là non voglio entrare molto in dettaglio, quello che mi basta è che guardiate l'andamento. Vedete che, come ben sappiamo, dal dopoguerra ad oggi i consumi di energia crescono e sono cresciuti e continuano a crescere in maniera esponenziale. Un aspetto pratico del primo principio, cioè del fatto che l'energia si conserva, è che se ne usiamo di più, da qualche parte deve arrivare. E effettivamente questo diagramma è abbastanza, diciamo, preoccupante, perché vi descrive ad esempio la produzione, la curva rossa è in black, si vede pochino, ma comunque le importazioni di petrolio per gli Stati Uniti, di nuovo dal 1920 fino ai giorni d'oggi. Vedete che da circa il 1990 la produzione di petrolio degli Stati Uniti è diventata minore delle importazioni, cioè gli Stati Uniti, un'economia come gli Stati Uniti, importa più petrolio di quello che è in grado di produrre, e questa chiaramente è una conseguenza seria. Non vi faccio vedere il grafico analogo della Cina, ad esempio, dei paesi in via di sviluppo.